Non è riuscito alla Giulia Sagittari il proposito di centrare la vittoria da dedicare al compianto mister Bruno Fiorin, improvvisamente scomparso nella giornata di giovedì. Contro il Conegliano è arrivato un pareggio che fa comunque classifica in un turno dove in coda, con le divisioni della posta del Vedelago contro il Caorle e del Fontanelle con Infosalta Piave, oltre alle sconfitte di Villorba per opera del Portoguaro e del ZTLL Aspresiano, è rimasto sostanzialmente tutto immutato in attesa delle ultime 3 partite di questo girone d'andata che potrebbero anche regalare un'altra dimensione al giro di boa dei neroazzurri. Al Comunale è stata battaglia su un terreno messo a dura prova dalle piogge dell'ultimo periodo, non senza rischi perché Finotto ci ha messo del suo per mantenere inviolata la porta, ma alla fine resta il rammarico per aver avuto a disposizione il colpo del KO con Segatto, purtroppo fallito a porta vuota. Diciamo che è stata una partita dura, ostica, sapevamo che loro sono una squadra molto ben messa in campo e molto ben allenata, si sono viste le qualità loro, noi abbiamo fatto una grandissima partita dal mio modo di vedere, un grandissimo primo tempo, abbiamo fatto veramente una gran partita, chiusi su tutti gli spazi, sapevamo che un minimo errore poteva costarci caro, abbiamo rischiato il secondo tempo e però abbiamo anche avuto un paio di occasioni buone per fare noi la partita. Credo che il risultato sia poi giusto così alla fine, dunque faccio veramente un plauso ai ragazzi, sono stati eccezionali e devo dire bravi a loro. Ecco un punto che vi mantiene in linea di galleggiamento. Sì, noi sappiamo che il campionato è ancora lungo, sappiamo che ogni partita per noi è una finale, giocheremo una finale ogni partita una finale da qua alla fine, non vogliamo oliare niente perché ci crediamo a questa salvezza. I ragazzi ci credono, sono convinti, io per primo, avanti tutta, testa bassa e pedalare partita per partita. Allora, mister, diciamo che avete sbagliato l'incredibile, forse anche di più, alla fine vi siete dovuti accontentare di un pareggio. E ci è andato anche bene perché a un minuto di recupero, Segato, non so chi era, Segato, ha avuto una palla, un'occasione diciamo abbastanza facile davanti alla porta. Purtroppo la cosa si ripete ogni domenica, la squadra gioca, crea, però non riesce a finalizzare. Tu l'hai vista anche a Portoguaro la partita, noi creiamo, però facciamo molta difficoltà. In 21 partite non abbiamo mai fatto un pareggio fra campionato, Coppa Italia e amichevoli. E oggi finalmente siamo riusciti a fare il pareggio, diciamo siamo riusciti perché se c'era una squadra che voleva vincere era la nostra, però di solito rischiamo di perdere le partite così.